Cari telespettatori della Tenda TV, ben trovati a Quando scoppia la pace, la trasmissione che vi sta raccontando i raduni delle associazioni d'Arma che si stanno tenendo a Vittorio Veneto in questo 2018 nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della fine della Grande Guerra. In questo fine settembre, in questo intenso fine settembre, avremo modo di ospitare a Vittorio Veneto il quinto raduno, che è il raduno nazionale dell'Associazione Paracadutisti d'Italia, che avrà luogo dal 28 al 30 settembre. Anche in questo caso a Vittorio Veneto, la nostra città, si riuniranno centinaia di militari in congedo delle aviotruppe. Anche in questa occasione, come abbiamo già fatto per gli altri raduni, noi vogliamo darvi uno spaccato di quello che sono i paracadutisti. Vogliamo raccontarvi una realtà a cui ovviamente le associazioni d'Arma sono legate, e quindi vi vogliamo raccontare il personale, che cosa fa il personale attualmente in servizio dell'esercito italiano. Come nelle altre puntate, nella prima parte parleremo appunto di che cosa fanno i paracadutisti. Nella seconda parte, dopo aver visto anche qualche immagine, andremo a parlare più nel dettaglio del raduno che avrà luogo qui a Vittorio Veneto. Siamo ospiti a Palazzo Todesco, questa bella cornice che in questo periodo tra l'altro sta ospitando una mostra di cui dopo parleremo. Abbiamo il piacere di avere qui per questa puntata di Quando scoppia la pace il colonnello Antonio D'Agostino, comandante dell'8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti. Ben trovato. Buongiorno, ben trovato. Eccoci qui. E poi abbiamo l'assessore Barbara Denardi, l'assessore al centenario della città di Vittorio Veneto. Partiamo subito con D'Agostino. Il suo reggimento fa parte della Brigata Paracadutisti Folgore, il cui nome è evocativo. Ci racconti un po' la storia, come sono nati i paracadutisti? Allora, buongiorno a tutti. Il mio compito oggi è piuttosto arduo, perché rappresentare la Folgore è qualcosa che va oltre il mio grado, la mia funzione e la mia esperienza. La Folgore è soprattutto un'idea, uno stile di vita, qualcosa a cui tutti noi paracadutisti aspiriamo e cerchiamo nel tempo di portare avanti, di mantenere, e quindi cercherò di fare il mio meglio per raccontarvi qualcosa. Innanzitutto la Folgore come nasce? Nasce con l'idea di utilizzare la terza dimensione, quindi l'aereo, come sistema per trasportare, per muovere capacità di combattimento da un'area ad un'altra, quindi mettere il più rapidamente possibile forza di combattimento e utilizzarlo per raggiungere un obiettivo. Nel 1940 i tedeschi furono tra i primi a utilizzare, parzialmente con successo, perché a livello tattico riuscirono, a livello strategico probabilmente no, con la presa di Creta, quindi utilizzarono la loro divisione per prendere l'isola. L'Italia volle fare qualcosa di seguito, ci furono dei rapporti con l'alleato di allora, per cui a Tarquinia fu creata la scuola di paracadutismo. Nel tempo si crearono i paracadutisti italiani, inizialmente con l'idea di impiegarli per la presa di Malta, che allora era considerato il centro strategico e fondamentale per i movimenti dei rifornimenti alleati che andavano verso l'Africa, avanti e dietro dall'Europa. Dopodiché la Folgore, come probabilmente tutti sanno, fu dirottata da Malta, operazione che fu annullata, non fu mai lanciata dall'Italia, in Africa. E di lì, da una probabilmente disgraziata decisione, non sta a me ovviamente oggi trattarlo, però da quel momento, da quest'ordine nacque quella che è un po' la nostra leggenda, no? I Leoni della Folgore, quindi tutti quei ragazzi della Folgore che nel 40 parteciparono alla battaglia di El Alamein, in particolare dal 23 ottobre al 27 ottobre, e per cui ancora oggi ricordiamo tutte le vicissitudini, ragazzi normali che onorarono la loro patria, prescindendo da ogni interesse politico, religioso. Erano veri e propri italiani che combatterono esclusivamente per l'Italia, senza altre motivazioni, e servirono
fino all'estremo sacrificio, per cui sono tuttora il nostro esempio, la tradizione punto che di portiamo riferimento. avanti. Assolutamente. Come vengono impiegati i reparti che hanno come peculiarità l'appartenenza alla brigata dei paracadutisti? Allora, i paracadutisti, come dice il nostro comandante, il generale Sganga, di cui porto i saluti, si caratterizzano principalmente per l'elevatissima prontezza. Prontezza che è dato innanzitutto dalla forza fisica e mentale, che normalmente è superiore a tutti gli altri soldati dell'esercito italiano e di tutte le forze armate, ritengo, con un minimo di orgoglio personale. Esatto. E quindi noi siamo pronti a intervenire sempre e ovunque, e non solo per interventi di combattimento, perché qualora necessario ovviamente siamo addestrati, la nostra primaria missione è quella di salvaguardare gli interessi nazionali della nostra nazione, ma anche, come recentemente ha fatto l'8º guastatore di paracadutisti Folgore, anche per il terremoto, per cui ha ricevuto una medaglia d'argento al valore dell'esercito. Noi siamo sempre a disposizione della patria e degli italiani, per cui in tutto lo spettro delle operazioni possibili, sia nazionali che internazionali, noi non ci poniamo problemi, è il lavoro nostro. Ci siete sempre. Ecco, entriamo un po' nel dettaglio. Come avviene un lancio? Perché appunto abbiamo parlato di paracadutisti, tanti magari conoscono l'aspetto così, chi si lancia per gioco, un po' così, oppure come attività sportiva, ma come avviene effettivamente un lancio? Quali sono le fasi anche preparatorie, insomma, per poi lanciarsi col paracadute? Allora, da sempre noi mettiamo la massima attenzione, cerchiamo di mantenere il più elevato standard di sicurezza nel nostro addestramento, perché è fondamentale, non solo perché la legge ce lo dice, ma ce l'impone il nostro essere soldati, tutelare i nostri uomini e le nostre donne e far sì che quando si venga immessi in un'area obiettivo, laddove dobbiamo mettere in pratica il compito e raggiungere la missione assegnata, noi siamo ancora in grado di combattere, per cui se ci facessimo male prima o non fossimo addestrati non proietteremmo null'altro che un ferito o qualcuno che non è in grado di assolvere la missione. Per cui tutti i paracadutisti, e quando intendo tutti intendo da ufficiali, sottufficiali e tutti i paracadutisti di tutti i reggimenti, noi siamo pluriarma, non abbiamo solo fanteria ma genio, trasmissione, tutte le armi. E inizialmente noi abbiamo un corso di specialità che dura 7-8 settimane, in cui avviciniamo il futuro paracadutista a quelle che sono le attività a terra prima ancora di andare in aria e vediamo se hanno le caratteristiche, cerchiamo di formarli per condurre le operazioni a terra. Finite questo primo ciclo, corso di specialità, passiamo alla parte addestrativa del paracadutista vero e proprio, dove gli insegniamo a prepararsi per il lancio, al comportamento all'imbarco, a bordo del velivolo o dei velivoli di varia natura, come si esce e come ci si comporta in volo e poi come si arriva a terra. Questa fase dura circa 4 settimane, è il corso vero e proprio di specialità paracadutista che viene effettuato al centro di paracadutismo, al CAPAR di Pisa, che è la scuola, chiamiamola così, dei paracadutisti di tutte le forze armate italiane, e quindi da lì formiamo un paracadutista. Però il paracadutista poi si forma nella vita, no? Diciamo, un paracadutista, qualcuno diceva si nasce. Perché si nasce? Perché non è soltanto l'addestramento, non è solo la scuola, poi è il reparto, è le tradizioni, come dicevamo. 3 elementi probabilmente sono fondamentali per un paracadutista. I valori principali a cui tutti noi ci informiamo dovrebbero essere il coraggio, sicuramente, il coraggio per vincere la paura, perché noi siamo esseri umani come tutti, abbiamo paura. Non è naturale uscire da una porta e affrontare il vuoto, è qualcosa che almeno inizialmente ti colpisce, uno scoglio, è un ostacolo incredibile da superare. E quindi noi dobbiamo vincere le paure e dobbiamo affrontare gli ostacoli. Paure che a volte non sono soltanto fisiche ma sono anche morali, quindi tutta la nostra leadership è improntata a sviluppare la capacità di assumersi responsabilità ai livelli più alti e a delegare l'autorità. Ognuno dei nostri soldati, ognuno dei nostri paracadutisti ha un leader in sé, quindi ognuno deve essere in grado di affrontare situazioni impreviste. Oltre al coraggio, ovviamente, l'onore principalmente attraverso mantenere saldi gli ideali di nuovi leoni di El Alamein e tutte le tradizioni che sono proprie della nostra specialità.
E terzo, la dedizione. Non si può essere paracadutisti senza esserlo ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. È uno stile di vita. Noi non abbiamo orario di servizio, non è che possiamo allenarci dalle 8 alle 16:30, dopodiché il sabato e la domenica cambiamo stile di vita. Il paracadutismo ripeto, è uno stile, è un comportamento, e quello ci segue e non lo seguiamo ogni giorno. È importante sottolineare appunto anche che cosa può spingere un paracadutista, come diceva lei, ad affrontare il vuoto e a lanciarsi. Poi ci torniamo, passiamo il microfono adesso all'assessore Barbara Denardi, parliamo per un istante del luogo in cui ci troviamo, perché lo dicevo prima, siamo ospiti a Palazzo Todesco a Serravalle, un palazzo storico che ospita la mostra Res Bellica, la prima guerra totale del XX secolo. La mostra so che sarà aperta fino all'11 novembre. Che cosa trovano i visitatori che vengono qui a visitare questo luogo? Beh, la mostra è sostanzialmente una forma di completamento di quello che chi viene in città o chi abita in città può vedere al Museo della Battaglia. Proprio per evitare di fare un antipatico doppione di quello che abbiamo già nel nostro principale museo cittadino, i curatori della mostra hanno pensato di offrire uno sguardo su quello che è l'essenza globale della Grande Guerra, cioè il fatto che, appunto lo dice il titolo, è la prima guerra mondiale a tutti gli effetti. Nel Museo della Battaglia sembrerebbe quasi che la Grande Guerra fosse un fatto locale, ma Vittorio Veneto ha giocato un ruolo leader nella fase finale della Grande Guerra, ma è una guerra che ha coinvolto praticamente tutti i paesi del mondo, e fotografie e reperti presenti in questa mostra appunto offrono la possibilità di cogliere quanto globale sia stato questo conflitto. La mostra è stata finanziata dal Ministero dei Beni Culturali nell'ambito del progetto Brandolino Brandolini D'Adda, vita di un politico e di un eroe, e quindi non poteva mancare una sezione dedicata appunto a questa straordinaria figura, l'unico parlamentare italiano caduto nella Grande Guerra, che pur avendo l'esenzione dal servizio militare, come altri colleghi parlamentari, scelse di rinunciarvi per entrare in guerra, ma che fu l'unico a perdere la vita nel conflitto. Accanto a questa figura ne abbiamo scelte altre due di vittoriesi, quella di Camillo De Carlo e quella di Alessandro Tandura, che in questo caso è necessario ricordare anche perché fu il primo paracadutista al mondo in azione di guerra, che sono state scelte con un criterio oggettivo. Nel 2016, in occasione del 150° anniversario della città, i vittoriesi ricorderanno la mostra che era stata fatta al Quadrilatero con i nomi dei vittoriesi illustri, che raccontava anche le personalità principali che avevano o svolto servizio o comunque avuto ruoli rilevanti nel corso della Prima Guerra Mondiale. Per evitare però la corsa a ma perché non c'è anche Tizio, perché se nominiamo Costantini qualcuno potrebbe dire no, ma c'è anche Suor Pasqua, o addirittura personalmente sono da sempre state le mie figure preferite, Emma e Maddalena Tandura, che da donne e da civili subito dopo la fine del conflitto ottennero la medaglia d'argento al valor militare, per cui sicuramente due figure di rilievo assoluto, appunto onde evitare la corsa a ma perché non anche Tizio Caio. La scelta è caduta su una valutazione formale, cioè le due medaglie d'oro al valor militare, appunto Tandura e De Carlo, sono state accostate alla figura di Brandolino Brandolini D'Adda. E devo dire che il pubblico ha subito colto e subito capito il perché di questa scelta, senza appunto nulla togliere alle altre figure magari anche sconosciute, delle quali nessuno parla e di cui nessuno sa, ma che sicuramente Vittorio Veneto ha espresso. E poi ci troviamo qui
nelle sale dedicate alla Honorable Artillery Company, che è l'unico reggimento inglese che ha come capo il sovrano d'Inghilterra, che è molto legato a Vittorio Veneto. Infatti il nome di Vittorio Veneto è scritto nel colos, quindi nella bandiera di guerra del reggimento, che sarà presente a Vittorio Veneto il 3 di novembre con una cerimonia ufficiale e una rappresentanza molto nutrita. Oltre 200 persone si sono già prenotate, perché appunto, avendo combattuto la battaglia di Vittorio Veneto, si sente molto legata a questa città e ci ha voluto regalare la possibilità di attingere dagli archivi anche fotografici del reggimento. E le fotografie che vediamo in questa sala raccontano appunto la partecipazione della Honorable Artillery Company al conflitto, non solo sul fronte italiano, ma, e questa è secondo me la vera chicca di queste fotografie, anche nel fronte medio orientale. In vedere le fotografie, che ad esempio nell'altra sala, delle tende nel deserto durante la Grande Guerra, obiettivamente per noi è un po' insolito e sicuramente d'effetto. Grazie Assessore, ripassiamo il microfono. L'assessore De Nardi faceva riferimento ad Alessandro Tandura. Tanti anni sono passati da quei lanci e immagino anche le modalità di lancio saranno un po' diverse rispetto appunto a quelle di Tandura. Torniamo a parlare dei lanci. Che tipo di lanci fate? Ci sono delle diverse tipologie? Lanci ad esempio immagino di precisione, oppure ci dia un po' una panoramica dei lanci che fanno i paracadutisti. Sì, allora come detto prima noi abbiamo varie capacità e varie specializzazioni all'interno della brigata paracadutisti, per cui abbiamo alcuni elementi, ad esempio gli elementi dedicati alla ricognizione o coloro che arrivano per prima per poi guidare il lancio di tutto il resto della brigata o di assetti della brigata, che normalmente utilizzano la tecnica della caduta libera e un paracadute diciamo direzionabile per arrivare con precisione e partendo anche da distanza, quindi planare o volare in parte con mezzo proprio fino a raggiungere il punto esatto dove devono atterrare. Gli altri invece, cioè la maggior parte, utilizzano un paracadute tondo, chiamiamolo così, giusto per dare un'immagine un po' agli ascoltatori, quello classico, che non è direzionabile, che serve al paracadutista dall'uscita dall'aereo fino a raggiungere il terreno, e ciò deve avvenire il più velocemente possibile, perché ovviamente più si resta in volo e più è un rischio per il paracadutista, per cui non è direzionabile, si atterra dove si arriva più o meno. Ci sono tecniche per guidare i lanci, per cui non è proprio diciamo random la cosa, non è casuale, però ovviamente non è possibile direzionare e quindi atterrare con precisione. In più una terza tipologia di paracaduti servono per i materiali e gli equipaggiamenti che non possono seguire il paracadutista. Il paracadutista di solito ha al seguito lo zaino e l'arma individuale, ma le armi di reparto, munizionamento e tutto quanto serve per supportare normalmente il reparto vengono lanciati con carichi ad hoc. Ok, quindi questa è un po' la panoramica delle tipologie di lanci. Tra l'altro, ce lo accennava anche prima, dopo un certo numero di lanci, quindi quando il paracadutista assume diciamo, una certa familiarità col volo, si ottiene anche un brevetto, giusto? Sì, esatto. Gli step successivi sono che dopo 3 lanci, diciamo, e dopo aver effettuato tutto quel corso di 4 settimane di cui parlavamo prima di paracadutismo, si raggiunge e ci si può fregiare del brevetto di paracadutista, che diventa però militare dopo ulteriori 2 lanci che vengono effettuati con contenitori. E quindi sì, la differenza visiva è che il paracadutista militare, quello che ha fatto almeno i 5 lanci e poi viene assegnato al reparto, ha la stella sul brevetto, quindi il brevetto, che è uno delle icone della brigata paracadutista e dei paracadutisti, con la stella rappresenta proprio gli appartenenti alla brigata paracadutista e a tutte le unità paracadutiste italiane non inquadrate nella brigata. Una domanda che facciamo sempre d'abitudine: come si riconosce un paracadutista? Perché a noi interessa sapere così anche la divisa, com'è, eccetera. Quali sono i vostri elementi distintivi? Innanzitutto, diciamo internamente, no? Quando noi vediamo un soldato riconosciamo subito se è un paracadutista. Perché? Perché fisicamente è più pronto degli altri, gestisce le armi, il materiale, l'uniforme in maniera completamente diversa dagli altri, perché come dicevo prima
il paracadutismo è uno stile di vita, per cui anche nell'immagine si vede un paracautista, perché fondamentalmente la forma poi si trasforma, la sostanza si trasforma in forma, e quindi la forma già l'individuo. Dopodiché i distintivi, diciamo, caratteristici sono sicuramente il basco amaranto, che è un po' il simbolo di tutti i paracadutisti occidentali e non solo delle truppe paracadutiste, il brevetto, come appena accennato, con stella, e l'omerale. Noi portiamo il distintivo della brigata paracadutisti Folgore normalmente, e quindi anche quello è un indicatore un indicatore per individuare subito un paracadutista. Grazie, ripassiamo il microfono all'assessore Denardi e insomma abbiamo detto che la città anche in questo caso si sta preparando ad accogliere i paracadutisti che nel fine settimana del 28, 29 e 30 settembre affolleranno la città di Vittorio Veneto. Intanto possiamo già dirlo, insomma, tempo permettendo eccetera, i vittoriesi potranno vedere dei paracadutisti ovviamente che arriveranno, ecco, questa possiamo darla come anticipazione, però appunto a parte questo, come si sta preparando la città, e so che ci sono anche in questo caso tanti eventi anche collaterali al raduno dei paracadutisti che sono in programma. Sì, assolutamente. Abbiamo detto già in occasione del precedente speciale che stiamo provvedendo alla sistemazione delle numerose bandiere che sono presenti in città, che a causa del maltempo delle scorse settimane, che per fortuna ora ci sta dando tregua e speriamo continui così fino oltre il raduno, si sono in alcuni casi rovinate, e quindi le stiamo sistemando. D'altro canto prima il colonnello arrivando, la prima cosa che mi ha detto è che ha proprio notato l'imbandieramento della città di Vittorio Veneto, quindi questo ci fa ulteriormente piacere. Il 29 di settembre alle 6 presso il Collegio San Giuseppe avremo un concerto corale molto particolare, perché una scuola tedesca che è presente per un gemellaggio nel nostro territorio si unirà in concerto a un coro vittoriese, e quindi insomma continueremo nel tema dell'internazionalità, che è uno dei filoni conduttori di questo centenario. Tra l'altro la conclusione del concerto, a ricordo di quello che è la differenza fra 100 anni fa e oggi, sarà affidata all'inno europeo cantato da tutti e due i cori insieme, e speriamo anche da chi verrà ad assistere al concerto. Un'altra cosa che mi piace preannunciare e ricordare ai vittoriesi è che, l'abbiamo citato prima, il programma relativo a Brandolino Brandolinidad al progetto nazionale, che stiamo lavorando e si concretizzerà a fine novembre, alcune giornate di studio sulla figura di Brandolino Brandolinidad, che appunto partendo dalla sua esperienza personale faranno un'analisi anche sulla contemporaneità della politica e dei conflitti, insomma sicuramente argomenti di tutto interesse. Poi continueranno le conferenze del progetto Quando scoppia la pace, e in particolare il 24 ottobre il generale Poli dell'ufficio del reparto affari generali dello Stato Maggiore dell'Esercito verrà a parlarci delle missioni internazionali di pace. Le abbiamo citate anche prima, insomma l'impegno della nostra forza armata per la soluzione dei conflitti e la pacificazione di tante aree purtroppo molto meno fortunate di noi. Insomma, d'altro canto il nostro tema è Quando scoppia la pace, per cui non potevamo non parlarne. Grazie Assessore Denardi, grazie al Colonnello Antonio D'Agostino per essere, ovviamente ci ritroveremo in occasione delle trasmissioni che realizzeremo per il raduno dei paracadutisti il prossimo 30 settembre, ma la nostra puntata non si conclude qui. Adesso andremo a vedere un po' di immagini che ci sono state fornite dall'Esercito per renderci conto anche visivamente di che cosa vuol dire lanciarsi. Abbiamo ampiamente parlato in questa prima parte di Quando scoppia la pace, e poi ci ritroveremo invece con l'Associazione dei Paracadutisti d'Italia per entrare
entrare proprio nel vivo del raduno e quindi vi racconteremo anche il programma minuto per minuto.
Seconda parte di Quando scoppia la pace, la trasmissione che vi sta raccontando i raduni che stanno animando la città di Vittorio Veneto in questo 2018. Siamo in compagnia di Fabio Bulfoni dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia. Ben trovato. Buongiorno a tutti. E siamo qui per parlarvi del programma del raduno. Mancano pochi giorni ormai, fervono i preparativi, sono in corso gli ultimi aggiustamenti al programma, però il weekend del 29 e del 30 settembre vedrà la partecipazione dei paracadutisti che verranno qui a Vittorio Veneto e anche, perché no, il coinvolgimento della cittadinanza di Vittorio Veneto. Allora, perché innanzitutto avete deciso di fare questo raduno nazionale qui a Vittorio Veneto? Ci sono due motivazioni fondamentali che ci hanno portato a organizzare questa manifestazione, inizialmente come raduno del Triveneto e poi si è ingrandito a raduno nazionale mentre stavamo già organizzando questo. Ci sono due motivazioni, una è patriottica. Ogni cittadino dovrebbe ricordare che quest'anno ricorre il 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, che è l'unica guerra che l'Italia abbia mai vinto, che ha portato alla definizione completa del territorio nazionale con la ripresa di Trento e Trieste, e che ha sancito, se vogliamo, l'unità nazionale con cittadini italiani di ogni regione, di ogni provenienza, che hanno combattuto sul Carso, sul Grappa, a Asiago, sul Piave, sul Montello e in ogni luogo dove si è combattuto questa terribile guerra. Ci aggiungiamo poi che come vittoriesi abbiamo, e questo è il secondo motivo, abbiamo il ricordo del tenente degli Arditi Alessandro Tandura, a cui fu chiesto una notte di agosto di lanciarsi con il paracadute, che fino ad allora era uno strumento di salvataggio per i piloti d'aereo, per essere lanciato oltre le linee nemiche, quindi lui che operava nell'altro lato del Piave, la parte trevigiana del Piave, per le sue operazioni militari di ogni giorno. Gli fu chiesto di essere lanciato nella zona del Vittoriese, dove lui avrebbe dovuto compiere azioni di spionaggio e possibilmente anche di sabotaggio e cose di questo tipo. Accadde quindi che il Tandura venne lanciato nella notte fra l'8 e il 9 di agosto da un aereo Savoia Pomiglio, modello 4. Lui era seduto in una botola nella coda dell'aereo, con le spalle al movimento, cioè guardava la coda dell'aereo fondamentalmente, con questo paracadute attaccato alla vita, di cui non aveva mai visto il funzionamento, di cui non conosceva il funzionamento. C'era il temporale, brutto tempo, il pilota commise un modesto errore di rotta, perché l'intenzione originale era quella di lanciarlo sopra i paludi Sarmede. In realtà venne lanciato prima e il Tandura atterrò nella vigna del parroco di San Martino di Colomberto. Questo è quello che lui ha scritto nella sua autobiografia. Poi da lì raggiunse Vittorio Veneto e svolse le sue operazioni, raggiunse la famiglia e con l'aiuto della famiglia e della fidanzata cominciò a operare e lanciare messaggi con i colombi viaggiatori al suo comando, contribuendo in qualche maniera alla conclusione della Prima Guerra Mondiale, vittoriosa per la parte italiana, e questo gli valse lui che già aveva alcune decorazioni acquisite in precedenza in quanto ardito, gli venne insignita la medaglia d'oro al valor militare e viene ricordato da tutti i paracadutisti come il primo a effettuare un lancio con il paracadute in operazione, e questo è il secondo motivo per il quale siamo qui. E il nome di Tandura ritorna, ne abbiamo parlato anche nella prima parte della trasmissione, e voi vorrete ricordare proprio in questi 2 giorni la figura di Tandura. Ci sono degli appuntamenti, soprattutto nella giornata di sabato. Sì,
verso mezzogiorno, all'incirca mezzogiorno. L'orario non dipende da noi perché dipende dall'esito di un'altra cosa che facciamo prima, del sabato 29. Saremo con il Presidente nazionale, la rappresentanza dell'amministrazione comunale e dei nostri soci e di alcuni altri paracadutisti. Saremo in via Caprera, presso la casa dove viveva Tandura, c'è una targa e lì avremo un minuto di raccoglimento e ricorderemo appunto Tandura nei suoi luoghi. Via Caprera era casa sua, insomma, ecco. Abbiamo detto il raduno inizierà ad entrare nel vivo nella giornata di sabato. Sappiamo che noi vi stiamo parlando adesso dal centro di Vittorio Veneto, ma qui a pochi metri da noi l'area Fenderl si animerà di una sorta di villaggio dei paracadutisti. Sì, abbiamo inteso creare un'esperienza alla nostra comunità, quella degli iscritti all'associazione e a tutti i paracadutisti che ci guardano e ancora non sono iscritti o vogliono tornare, sono lì, che anche loro parteciperanno al raduno in qualche maniera. Abbiamo creato questa esperienza di cameratismo, di condivisione di ricordi, anche di socialità se vogliamo, con dei gazebi, spazi espositivi, manichini, uniformi, veicoli storici, la possibilità di dormire nella parte posteriore dell'area Fender con tende e camper, e anche uno spazio per mangiare e bere qualcosa in compagnia. Questo nella giornata di sabato, che si concluderà però con la notte bianca. Ci sarà animazione in centro, ci sarà anche un concerto proprio qui in Piazza del Popolo. Sì, esatto, l'associazione dei commercianti ha organizzato la notte bianca qui in Viale della Vittoria e la zona centrale di Vittorio Veneto, e noi abbiamo inserito nell'ambito, all'interno di questa manifestazione che è aperta a tutti, abbiamo inserito il concerto della nostra banda, la banda dei congedati della Brigata Folgore, che si esibirà proprio dal palco che è lì di fronte al municipio. Si esibirà in un concerto dalle 20:30, 20:45 probabilmente, eseguirà musiche di vario genere, includendo evidentemente anche marce militari, ma non solo, quindi anche musica moderna e brani di musica classica e quant'altro. Quindi diciamo si comincia col piede giusto nella giornata di sabato, ma poi il clou avrà luogo domenica mattina. Domenica mattina ci sarà l'alzabandiera qui in piazza, a partire da che ora, e poi che cosa vedranno i vittoriesi? Sì, l'alzabandiera avverrà alle 8:30, ci sarà alcuni volontari che isseranno queste 4 grandi bandiere. Ci sarà evidentemente la presenza dei nostri labri e dei nostri stendardi, e contemporaneamente i radunisti saranno già all'ammassamento che è giù in fondo al viale nella zona di San Michele Salsa. Dopodiché arriveranno effettivamente i paracaduti, ci sarà un lancio. Sì, arrivano i paracadutisti nel senso letterale del termine, perché la sfilata sarà aperta. Darà il via alla sfilata un lancio di paracadutisti esattamente qui, atterreranno qui fra il monumento e la fontana, atterreranno in Piazza del Popolo, saranno decollati dall'area Fenderl a bordo di un elicottero, saranno in 3 o 4, sono militari del centro sportivo dell'esercito, sono professionisti che eseguono di mestiere la partecipazione a gare e competizioni internazionali di paracadutismo sportivo. Quindi se volete vedere sin da subito il lancio dei paracadutisti dovete venire di buon mattino qui in centro, qui in piazza. Al lancio dei paracadutisti seguirà la sfilata vera e propria, che dopo aver appunto percorso Viale della Vittoria, i radunisti faranno il loro ingresso in Piazza del Popolo. Sì, i radunisti entreranno in Piazza del Popolo dalla zona posteriore del municipio, quindi Piazza delle Medaglie d'Oro. Riempiremo la piazza, i lati della piazza con uno schieramento di paracadutisti, e a seguito poi inizierà la cerimonia militare che riguarda gli onori ai caduti, e poi le locuzioni, i discorsi delle autorità intervenute, e un ulteriore lancio di paracadutisti che sarà probabilmente
l'evento più caratteristico di questa domenica del 28° raduno nazionale dell'ANPDI, perché atterrerà in Vittorio Veneto un bandierone da 1000 metri quadri, che è praticamente oltre 2 volte più grande di quello che è atterrato ai Fori Imperiali la scorsa cerimonia per il 2 giugno. Atterrerà in area Fender perché non ci sono altri luoghi dove questo paracadute possa atterrare in condizioni di sicurezza. Ecco. Quindi sorvolerà Vittorio Veneto, sorvolerà la piazza, sarà visibile anche da molto lontano, perché si lancerà da una quota molto alta e sarà veramente 1000 metri quadri di paracadute, sono una cosa che si vede da molti chilometri lontano. E quindi con questo andrete un po' a chiudere questo raduno del centenario. Sì, chiuderemo in questo modo il raduno del centenario che abbiamo aspettato, perché per noi di Vittorio Veneto, avendo celebrato un precedente raduno nazionale 20 anni fa, nel 98, esattamente negli stessi luoghi, e per l'associazione stessa è un evento fondamentale per ritrovarsi, per fare il punto della situazione, per recuperare e dare uno strattone alle funicelle dei nostri paracadute. Sì. Quindi questo è importante. L'invito che noi facciamo sempre in queste occasioni anche alla popolazione vittoriese è quello di partecipare, di scendere in strada, di scendere in piazza, di applaudire chi sfilerà, perché anche questi lanci di cui abbiamo appena accennato sono cose che non si vedono tutti i giorni. Assolutamente no, sono cose caratteristiche. Questo bandierone di 1000 metri quadri è unico in Italia, non credo che anche in Europa ce ne sia uno di uguale, come dimensioni. Viene portato a terra da un atleta che partecipa a competizioni internazionali, Coppa del Mondo, Olimpiadi e quant'altro, quindi è assolutamente una cosa sì, che è preferibile non mancare, potendo vederlo. Ecco. È preferibile non mancare, quindi noi appunto rinnoviamo l'invito ai cittadini, non solo ai cittadini di Vittorio Veneto, di venire appunto nel weekend, sia il sabato, poi ci sono tante iniziative che magari andando sul sito dell'associazione troverete nel dettaglio anche un programma appunto per quanto riguarda gli orari, però insomma quelli che abbiamo citato nel corso di questa puntata di Quando scoppia la pace sono gli elementi salienti, gli appuntamenti salienti, quindi un ultimo invito ai vittoriesi? Sì, invitiamo la cittadinanza ad abbracciarci come noi abbracciamo Vittorio Veneto quest'anno e di perdonare le limitazioni alle loro libertà individuali che saranno domenica con la chiusura del traffico del centro. Cercheremo di essere discreti e di dare il meno fastidio possibile. Grazie comunque dell'ospitalità Vittorio Veneto. Grazie a lei per essere stato qui nel corso di questa puntata in cui abbiamo presentato il raduno nazionale dei paracadutisti. Ovviamente le nostre telecamere saranno anche in questo caso presenti, vi documenteranno l'intero evento, quindi continuate a seguirci sulla Tenda TV. Grazie.